La Regione Veneto si è presentata come persona offesa dal reato in vista della costituzione di parte civile che avverrà qualora ci sia, come riteniamo, il rinvio a giudizio e quindi inizi il dibattimento nei confronti degli imputati. Seconda udienza del processo ai casalesi nell'aula bunker di Mestre. A rappresentare la Regione Veneto, che nella prima udienza non si era presentata come parte civile, l'avvocato Pinelli, che spiega la funzione di presentarsi invece come parte offesa. Questi sono reati, in particolare mi riferisco a quelli associativi che ledono direttamente l'interesse e l'integrità del territorio, il rispetto della legalità del territorio, come previsto per l'appunto dalla legge regionale e anche come ritenuto pacificamente da tutta la giurisprudenza della Cassazione. I prossimi passi quali saranno? Dovrà svolgersi l'udienza preliminare. All'esito dell'udienza preliminare il giudice valuterà l'eventuale rinvio a giudizio degli imputati, dopodiché evidentemente è nel dibattimento che verrà celebrato il vero e proprio processo con l'accertamento delle singole responsabilità degli imputati e, per quel che interessa la Regione, con il riconoscimento del danno all'ente territoriale. I tempi potrebbero essere brevi. Io penso che nel giro di qualche mese si possa avere il rinvio a giudizio degli imputati.